Andiamo a leggere lo schieramento con l'1 Island DL, Andrea Farolfi, 2 Axis di Girifalco, Roberto Vecchione, 3 Assiolo Jet, Vincenzo Piscuoglio, 4 Artes, Edoardo Baldi, 5 Atos dei Greppi, Nicola Salacone, 6 Aurora Riff, Davide Di Stefano. In seconda fila Solo Soletto, Alfa Pax, Marcello Di Nicola. Ormai si va completando l'allineamento, vediamo un po' arretrato Atos dei Greppi. Stacco della macchina, veloci Alien DL e Artes, poi al largo anche Aurora Riff, 3 su una linea, dietro c'è Axis di Girifalco. Prima curva con Island DL che mantiene la corda su Artes, che riesce a sistemarsi secondo davanti a Axis di Girifalco, mentre rimane all'esterno Aurora Riff che cerca di ripiegare in quinta posizione la corda. Intanto 14-1 il veloce lancio della figlia di Ken Worketing, ma Roberto Vecchione rompe subito gli indugi e va a chiedere strada e probabilmente la ottiene dopo 400 metri, quindi Axis di Girifalco è il nuovo battistrada su Island DL, poi Artes, poi vediamo, ci sembra Vincenzo Piscuoglio con Assiolo Jet in quarta posizione a precedere Aurora Riff, tutti in fila indiana, 645 appena abbondanti, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio l'allievo di Roberto Vecchione, Axis di Girifalco davanti a Island DL, Artes, poi esce all'esterno Aurora Riff pedinata da Alfa Pax, giro in 1 minuto e 5 decimi, sempre in vantaggio il figlio di Pasha Lest che conduce, avendo rilevato al comando Island DL dopo 400 metri, ma ora sposta Artes con Edoardo Baldi dalla terza posizione, va all'attacco del battistrada, chilometro in 1.16.2, Artes all'attacco di Axis di Girifalco, dietro i 2 Island DL, poi alla corda Assiolo Jet, Aurora Riff all'esterno, retta di là, passata dal battistrada in 14.4, ancora tonico il Sauro Artes al suo esterno. Siamo a 300 metri dalla conclusione, Axis di Girifalco riesce a scrollarsi di dosso Artes che torna alla corda, poco più di 200 metri alla conclusione, ultima curva passata in 14.6, retta d'arrivo, Axis di Girifalco nettamente in vantaggio su Artes, Axis di Girifalco viene a vincere nettamente su Artes, mentre per il terzo posto a centropista la spunta Assiolo Jet. Il doppio immediato per Roberto Vecchione, stavolta per Holger Ehlert, per la signora Sabine Jackson, Axis di Girifalco, viene a vincere la sua sesta corsa in carriera il figlio di Pasha Lest, Reno R, da favorito netto, buon secondo per Artes, al terzo Assiolo Jet.